Buon pomeriggio, Casa Galax con Berto, eccolo qua, Berto, cane esperto. Allora, questa barzellettina sono quelle che ti chiamo io, ma che qualcuno la capisce, qualcuno non la capisce. Allora, intanto sempre la preghiera di stare a casa, che ce la faremo. Volevo solo dirvi che adesso metterò anche su Facebook magari qualche barzellettina, questa roba qua, però la trovate questo su Facebook, scusate, su YouTube. Mettete Galantenis, vi iscrivete al canale, lì ci sono tutte le mie barzellettine vecchie, nuove, rewind, e facciamo qualche risatina, insomma cerchiamo di tirare sul morale, anche se torno a dire in un momento del genere, storico del genere, non è facile far ridere. Comunque, si trovano questi due amici, uno con una benda, tutto incerottato, pieno di botte, e fa: ma la sento sta, che è arrivato un carretto, un carretto col cavallo, preso sotto, paf. Ma c'è sfighe. E dopo? No, dopo mi stavo rialzando, non mi è arrivato un elicottero giù con l'elicottero, sai qualcosa con le scine dell'elicottero, mi ha preso in testa quando uno slava, porca puttana, e dopo, no, aspetta, dopo mi sono alzato, non mi arriva la camionetta dei pompieri, mi prende le gambe, spaccato tutto, ma c'è sfiga, ma no, e dopo non mi è arrivata una macchina dell'autoscuola, scuola guida, l'autoscuola, ma c'è sfiga, e dopo sono sceso dalla giostra perché non ce la facevo più. Questo me l'ha mandato un mio amico della scuola. Allora, perché quando noi eravamo, non posso spiegare, quando eravamo piccoli noi c'era una giostra particolare. Chi l'ha capita non l'ha capita, chi l'ha capita l'ha capita. Ciao! Da Gala, una roba vergognosissima, state a casa. Per piacere. Ciao, ciao, ciao.